Il countdown segna 3 secondi, un secondo per l'inizio di questo sesto avvenimento della serata del premio Tribunato di Romagna. Corsa con la dotazione di 8.250 euro, corsa riservata a cavalli di 4 anni e oltre delle categorie C e D sul miglio. Sono 7 in totale i partenti, li andiamo a conoscere mentre la macchina li sta raccogliendo. Il numero 1 è Donny Darko Font con Daniele Cuglini, il numero 2 Can dei Greppi con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, il 3 Entomo Jet Dario Battistini, il 4 Etereo Jet Roberto Ruvolo, il 5 Cayman Davide Angeletti, il numero 6 Speranza SSG Vincenzo Luongo, l'unico in seconda fila è il 7 Camelot Call con Giuseppe De Filippis. Siamo in prossimità del lancio. Lo schieramento è più o meno completato e ora si parte. 2, 3 e 4 sono su di una linea quando si passa davanti al palo che determina l'inizio dei 1600 metri e davanti a tutti ci rimane Can dei Greppi con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, mentre si deve ritrarre Etereo Jet che era partito bene ma non ha trovato posizione. Donny Darko Font segue secondo alla corda, mentre invece non è riuscito a trovare ancora una posizione interessante Etereo Jet, che ora deve proseguire a destra e va direttamente sul numero 2 che è il leader Can dei Greppi. Etereo Jet insiste nella sua azione, si sta andando piuttosto forte, ma dopo 400 metri Etereo Jet è davanti, 28,5 la spesa per questi 400 metri iniziali piuttosto combattuti, si è andati più o meno da 1,11 e andiamo adesso ai 600 metri con un evidente, ovvio rallentamento della velocità della corsa, e quindi Etereo Jet Roberto Ruvolo conduce davanti a Can dei Greppi, terza posizione per Donny Darko Font, arriva a destra Camelot Call che si mette a fianco di Entomo Jet, 800 metri in 59,5, sembra sul piede dell'1,14 quando Etereo Jet controlla e si mette a questo punto di fianco a lui il numero 1 di Donny Darko Font, che sembra piuttosto aggressivo quando arriviamo al chilometro in 1,15,3. Etereo Jet al momento resiste all'attacco che sembra davvero molto incisivo di Donny Darko Font e che mette già qualche cosa davanti quando stiamo per arrivare ai 400 metri. Donny Darko Font dopo 14 di parziale dalla retta delle scuderie sembra mettere 3/4 di cavallo ma non riesce a completare il sorpasso, arriva fortissimo da dietro Speranza SSG, sono in 3 insieme a chiudere l'ultima piegata, comanda Ruvolo con Etereo Jet, arriva fortissimo Speranza SSG ed Speranza SSG prende nettamente la meglio, quindi vince Speranza SSG per il secondo posto, sembra difendersi Donny Darko Font, 1,14,2 per questa vittoria, 1,58,5 il complessivo, grande bella vittoria di Speranza SSG. Vincenzo Luongo per Gennaro Casillo, la scuderia, i colori sono quelli della Spallina SRL. Riguardiamo al rallenti la vittoria di Speranza SSG, Vincenzo Luongo che precede, andiamo allo slow motion, il numero 1 di Donny Darko Font e poi c'è una fotografia con sicuramente il numero 7 di Camelot Call e probabilmente Can dei Greppi, che dovrebbe essere con il numero 2, quello alla corda, ma c'è anche il numero 4 di Etereo Jet. Beh, lavoro per la giuria, ci sono 3 cavalli praticamente su di una linea e noi andiamo ancora a riconoscere appunto la vittoria di Speranza SSG per questa femmina di 6 anni, figlia di Timo Co e Teorema OM, che vincono questa sesta corsa, il premio Tribunato di Romagna.